Intanto vorrei dire che sono lieto di tornare nell'ufficio dove ho lavorato per più di 20 anni e dove ho maturato la mia prima esperienza di capo del Genio Civile, esperienza che poi ho proseguito a Caltanissetta e oggi, dopo i primi giorni di lavoro, ho voluto proprio incontrare gli ordini professionali proprio per condividere con gli addetti ai lavori le attività da porre in essere per snellire le procedure per la presentazione delle pratiche all'ufficio del Genio Civile e per superare le criticità dei tanti sportelli unici per l'edilizia che si stanno attivando sul territorio provinciale. L'obiettivo è sempre quello di accelerare le procedure per il rilascio dei pareri e di offrire un contributo al territorio agrigentino per un suo sviluppo, un suo rilancio socio-economico. Cercheremo di aiutare il più possibile le amministrazioni locali che sono sempre più stressate non solo da problemi di carattere economico-finanziario, ma anche da un incombente dissesto idrogeologico che devo dire allarmante, e noi cercheremo di dare una mano. Così come tra i progetti c'è anche quello di rilanciare quel tavolo interdipartimentale che avevamo già attivato nel 2010 per censire e riportare su carta georeferenziata tutta la rete degli ipogei che attraversano il sottosuolo del centro storico della città dei Templi. Lo faremo per individuare i punti che manifestano segni di dissesto e quindi che sono punti da consolidare per garantire la sicurezza e la stabilità delle costruzioni che insistono su queste cavità del sottosuolo del centro storico agrigentino. Peraltro il recupero e la riqualificazione di questi ipogei potrebbe consentire di aprirne qualcuno ai turisti, e questo sarebbe una novità, perché trasformerebbe quello che è un problema in una risorsa, perché aprire gli ipogei ai turisti unitamente a una serie di lavori che da qui a poco tempo si realizzeranno per riqualificare gli spazi pubblici del centro storico, possono attrarre quei turisti che oggi visitano la valle e ripartono, turisti di transito, che verrebbero così trattenuti e trasformati in turisti stanziali portatori di interessi economici diffusi che sono fondamentali per l'economia agrigentina.